Sabato pomeriggio in un hotel-albergo cittadino una manifestazione per festeggiare i 100 anni dell'ordine e quelli più anziani. Ma al di là di questo, quanto è importante il valore dell'ordine degli ingegneri, quello che fa sul campo, insomma in generale? Sì, è un giorno importante, celebriamo i 100 anni dall'istituzione dell'Albo degli Ingegneri, che risale al Regio Decreto del 1923. Sarà presente con noi per l'occasione il Presidente Nazionale degli Ingegneri Mimmo Perrini, il consigliere segretario Giuseppe Margiotta, per ricordare, ed è per noi un grande onore averli qui ospiti di Agrigento, quanto si è fatto come ingegneri per lo sviluppo del nostro paese Italia. Lo abbiamo fatto con nomi di spicco, basti ricordare Nervi, basti ricordare Morandi, per ricordare quanto importante sia stato il contributo dei illustri ingegneri per il nostro paese. E ovviamente è importante anche perché queste sono diventate ormai opere d'arte per noi. Ma l'Ordine degli Ingegneri si è evoluto ovviamente tantissimo negli anni ed ha anche cambiato modo di apporsi nei confronti del territorio. Oggi abbiamo anche cambiato modo di approcciare, perché oltre a curare la professionalità e quindi la crescita culturale dei nostri professionali, dei nostri iscritti, abbiamo anche voluto porci nei confronti del territorio come interlocutori attivi delle istituzioni e degli altri stakeholders. Basti pensare che l'Ordine degli Ingegneri a livello territoriale interviene su fattori, su eventi ritiene di importanza non solo per la professione ma anche per il territorio. Basti ricordare quando nel 2018 si voleva abbattere il ponte Morandi di Agrigento e noi siamo intervenuti stigmatizzando il fatto che chi, pur non avendo le competenze, avesse lanciato l'idea di demolirlo perché stava per crollare e ancora invece è in piedi. Subito dopo invece grazie al nostro intervento anche Legambiente ed altri ordini professionali hanno aderito alla nostra idea che devono essere i strutturisti, gli ingegneri, attraverso una diagnosi adeguata a stabilire se quella data opera d'arte, quella data struttura debba essere demolita oppure andava risanata per così come poi si è deciso di fare. Ma lo facciamo anche intervenendo su altri temi, come oggi tanto si parla di infrastrutture. Ricordiamo che il 30 ottobre 2021 abbiamo voluto convocare tutte le forze politiche, i sindaci, i deputati della provincia di Agrigento a parlare delle infrastrutture in provincia di Agrigento. Abbiamo avuto a Teatro Pirandello il sottosegretario alle infrastrutture, abbiamo avuto l'assessore regionale alle infrastrutture e abbiamo chiesto un po' conto e ragione perché per la provincia di Agrigento non fossero stati previsti fondi con il PNRR per le infrastrutture. In quell'occasione abbiamo firmato un manifesto assieme ad altri ordini professionali, quindi geologi, architetti, agronomi, forestali, geometri laureati e periti agrari, in cui oltre a rilanciare l'idea che oggi è tornata di nuovo in auge ancora con maggiore forza, quella del ponte sullo stretto, abbiamo parlato di come secondo noi bisognava varare un piano normativo speciale di sviluppo della provincia di Agrigento e di completamento delle opere stradali grandi. Noi subiamo ancora i problemi della 189, della strada 640 che non si è ancora completata. Abbiamo rilanciato la tangenziale nord di Agrigento che è ancora in fase di studio. Noi pensavamo sostanzialmente che Agrigento meritava una linea privilegiata per la procedura di affidamento dei lavori, in modo tale da rendere gli agrigentini in grado di uscire da questo gap infrastrutturale in cui si versa veramente da tanti anni. Ma soprattutto abbiamo anche rilanciato, in quanto opera facilmente realizzabile in poco tempo, quello dell'aeroporto della provincia di Agrigento, della parte sud-occidentale della Sicilia, perché riteniamo che Agrigento meriti, al di là del fatto che è stata designata capitale della cultura 2025, una infrastruttura perché non è costosa, perché riteniamo che sia un segnale importante per questo territorio, senza il quale non si può ovviamente sviluppare l'economia e il turismo di questo territorio. Ma in questa occasione sabato pomeriggio torneremo a
ribadire come l'iscrizione all'albo è una garanzia per gli utenti, perché gli iscritti all'albo devono regolarsi, devono adottare nella loro attività professionale il codice deontologico che tutela appunto i clienti finali. Sarà un importante momento di festa in cui premeremo anche chi ha una certa anzianità servizio, chi si è distinto negli anni di attività professionale in provincia di Agrigento. Daremo il benvenuto a tanti nuovi colleghi che si sono iscritti da poco all'albo, e sarà anche un momento per brindare insieme.